Buongiorno e ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798. Buon lunedì a tutti, un lunedì post neve, un po' così uggioso, ma siamo qui a tenervi compagnia e a farvi arrabbiare, perché questo è il mio obiettivo, farvi arrabbiare da casa, farvi saltare la mosca al naso. No dai, scherzo, però di cosa parliamo oggi? Allora andremo alle elezioni, si andrà a votare in primavera, così ci dicono, e allora cosa succede? Tutti i partiti, tutti, si stanno così organizzando su una questione, giù le tasse. Allora in questi giorni stanno uscendo le varie proposte dei partiti politici sull'abbassare le tasse, sul ridurre la pressione fiscale. Allora oggi ci chiediamo, ma sono sempre le solite promesse che sentiamo da sempre? E allora a commentare il tutto con noi, il piacere di avere in studio con noi Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto, benvenuto, ben trovato. Grazie, buongiorno. Il piacere di avere in studio con noi Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, benvenuto. Grazie. E stiamo aspettando l'arrivo del senatore Giorgio Santini del Partito Democratico, starà definendo gli ultimi accordi sulla pressione fiscale, andrà proprio così. E allora noi siamo al secondo posto per l'aumento della pressione fiscale sul PIL. Pensate che è aumentato il doppio rispetto all'Eurozona tra il 2000 e il 2015 dell'1,5% e il triplo rispetto all'Europa, ai 27 paesi. Insomma siamo messi malissimo. L'Italia, si dice, la tassazione oscilla, dati ufficiosi, dati ufficiali, tra il 35 e il 43%, e chi ha una busta paga si vede sfilare dallo Stato una liquidità in percentuale che è comunque sempre al di sopra del 40%, senza contare poi le tasse indirette che ahimè ce le paghiamo ancora tutti. E allora, caro Cristian Ferrari, lei che è segretario della CGIL, lei che è dalla parte dei cittadini, dei lavoratori, a chi dobbiamo credere? Perché poi alla fine, come abbiamo capito, ci sono tante promesse. Allora, l'obiettivo dei partiti, ridurre la pressione fiscale. Allora, il centrodestra parla di una flat tax, cioè quindi di una tassona unica. Il PD, revisione dell'IRPEF, riduzione dell'IRES, cancellazione dell'IMU in toto, e anche il Movimento 5 Stelle, insomma, parla di una tassazione a scaglioni. Poi andremo ad approfondire. Allora, Cristian Ferrari, quante ne dobbiamo sentire? Diciamo che intanto la fase della campagna elettorale non è propriamente il momento migliore per fare una discussione seria e concreta su questo tema qui, perché ma anche naturale sarà utilizzato per avanzare delle proposte con maggiore appeal nei confronti degli elettori. Ma noi partiamo da un punto di vista che ovviamente riguarda anche, io rappresento un'organizzazione che organizza lavoratori pensionati, un sistema fiscale in questo Paese che è un sistema fiscale largamente inefficace e iniquo. Primo elemento che io pongo, perché poi non spetta a me dare le ricette, io posso dire cosa pensa la CGIL rispetto agli interventi in materia fiscale. C'è un primo elemento, un carico iniquo. Penso in particolar modo ai contribuenti da reddito fisso, ai lavoratori dipendenti, ai pensionati che, come è noto, con la trattenuta alla fonte garantiscono fino all'ultimo centesimo del dovuto, e per fortuna e assolutamente nessuno lo contesta, però se ci limitiamo ad esempio alle imposte sui redditi, registriamo che più dell'80% del gettito di queste imposte proviene esattamente da questo blocco sociale. I pensionati in particolare stride il confronto con gli altri Stati europei, perché si sa che in molti Stati europei ad esempio le pensioni non sono tassate o sono tassate molto poco. In Italia, per quanto anche recentemente, anche grazie a un accordo che è stato fatto con le organizzazioni sindacali, si sia data una prima risposta dell'innalzamento, diciamo così, della no tax area, parificandola a quella del lavoro dipendente, siamo ancora veramente distanti da un confronto che renda omogenee queste condizioni.
Quindi il primo elemento che io porrei alla politica che si appresta a chiedere la fiducia ai cittadini è quello di un intervento che riequilibri e soprattutto che dia il segno di un abbassamento delle tasse sui redditi da lavoro e sui redditi da pensione. Questo, guardate, non solo per un'esigenza di giustizia, come dicevo prima, sono quelli più tartassati per certi aspetti, ma anche come leva di politica economica più complessiva. Noi abbiamo un problema in questi anni, soprattutto e ancora adesso, va bene l'export, ma la domanda interna è il vero grande problema. Per rilanciare i consumi serve mettere più soldi nelle buste paga e nelle pensioni delle famiglie. Questa è una ricetta che poi tornerebbe anche nell'interesse generale più complessivo. Allora, do il benvenuto al senatore del Partito Democratico Giorgio Santini. Allora, grazie per essere con noi. Allora, senta, Sindaco Marcon, cosa propone il centrodestra? Due pilastri: semplificazione del sistema delle imposte dirette e indirette, flat tax, cioè un'imposta piatta, un'aliquota fiscale unica, per Berlusconi il 23%, per la Lega il 15%, per Fratelli d'Italia flat tax, quindi questa imposta unica morbida, cioè da arrivarci in 2 anni. Intanto dovete mettervi d'accordo, perché questa casa mi sembra un po', no, con tanti galletti, sanno che troppi galli nel pollaio poi fanno crollare il pollaio. Perché allora 23%, 15%, dice la Meloni no, lo voglio fare in 2 anni, e i cittadini vi vogliono eleggere, cosa succede? Leggono il politico e dicono no, da domani tu mi abbassi le tasse, no, in 2 anni, no, al 23, no, c'è un po' di indecisione. No, io dico che sulla flat tax tutto il centrodestra oggi converge, poi che ci sia una discussione che la si applichi al 15% piuttosto che al 23%, io credo che una sintesi andranno a trovarla nel momento in cui definiranno il programma elettorale, e ridurla a una semplice flat tax così come passa è un po' riduttivo, nel senso che nei ragionamenti vi è sì la possibilità di applicarla come tassa fissa, ma c'è anche l'opzione di poter valutare le eventuali deduzioni piuttosto che detrazioni applicate al singolo piuttosto che alla famiglia, quindi l'orientamento è un po' a 360 gradi, e dire metto una tassa unica fissa è un po' riduttivo. Dobbiamo metterci d'accordo sulla tassa del gas a uso domestico, a uso riscaldamento nella vita. Anche là. Guardi, il tema delle tasse è un tema sul quale si potrebbe discutere fino a domani mattina. Oggi assistiamo per esempio, venendo qui, a un disegno di legge nuovo che vede le imprese, ad esempio SRL, vedersi introdurre l'obbligo di assumere un revisore dei conti, ed è un ulteriore balzello che si dà alle imprese, perché è giusto si fa riferimento ai lavoratori autonomi, ai dipendenti e ai pensionati, ma bisogna guardare, e nel modello nostro qui nel nord-est, a tutto ciò che fa riferimento all'impresa. Siamo perché se la SRL su 3, 4, 5 persone dice... Guardi, i criteri nuovi che stanno valutando, se non ho false informazioni, e che la vogliono far scendere o applicare a quelle SRL che abbiano o meno o più di 10 dipendenti, oppure un fatturato maggiore di 2 milioni e mezzo, o uno stato attivo patrimoniale di 2 milioni, mi sembra. Basta uno di questi criteri non ottemperarlo e vi si vede introdotto l'obbligo di assumere un revisore dei conti, ed è un po' paradossale perché hanno rivisto da poco questa legge, nel senso che avevano aumentato i valori non molto tempo fa, ed è un ulteriore balzello. Quindi mi rifaccio anche un po' a quello che ha detto il signore che mi ha preceduto, nel senso che da sindaco per esempio si parla con i sindacati su come applicare una politica fiscale a livello comunale, e qualche margine di manovra c'è. Noi adottiamo delle esenzioni per esempio per le fasce di reddito che hanno un po' più bisogno, quindi sotto i 12.000, loro vorrebbero i 15, abbiamo messo degli scaglioni per l'addizionale IRPEF in modo che siano un po' più avvantaggiati coloro che hanno un reddito più basso. A livello macro, a livello nazionale, noi pensiamo che la flat tax, che è applicata in oltre 40 paesi del mondo, da affinare magari nei numeri, ma i margini credo ci siano, sia un modello nuovo di tassare il cittadino, e che sia un po' più equo, e che forse superi questo momento dove tutto sommato dal 48 in avanti si è andato a mettere delle pezze nel sistema lo dicevano che con la benzina non capiamo più, stiamo pagando ancora tasse, accise sul terremoto del Belice, mi sembra che sia ancora dentro. Sì, questo. Prendiamo la telefonata. Pronto? Buon lunedì. Pronto, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Certo è che viviamo in un mondo ormai allucinante. Sentivo stasera in una trasmissione nazionale, stamattina in una trasmissione nazionale, dei giornalisti dire da Roma che è meglio avere tanti debiti ma vivere alla grande che non essere
senza niente. E appunto, e poi un'altra cosa, vi sembra logico che un algoritmo decida come e quando deve lavorare una persona? Mi riferisco ad Amazon e a tutto non saprei come definire quello che sta succedendo. Viviamo in un mondo talmente allucinante, per finire poi vorrei dire, finitela di dirci che nel 2050 gli africani saranno 2 miliardi. Cosa possiamo fare noi? Siete voi che dovete decidere di fare qualcosa, visto e considerato che anche voi siete nella stessa barca nostra. Se mi date risposta vi ringrazio. Certo. Auguri di buon Natale a tutti. Grazie, se un po' in anticipo, manca un po' di Santa Lucia per il momento fra un po'. Allora io ringrazio davvero molto questa signora. Allora Giorgio Santini, voi vi siete impegnati tanto, intanto vorrei dare anche una risposta alla signora. Allora, da noi si diceva attaccato oggi c'è anche domani, cioè, ci insegnavano i nostri vecchi nonni, genitori, e poi sulla questione dell'algoritmo per far trovare un lavoro, e poi sulla questione di sti migranti, insomma salta sempre fuori anche un po' il tutto. Può dare una risposta alla signora intanto? Allora. Beh, sulle prime due questioni, sono un po' personali. Quella che riguarda il giornalista che dice che è meglio vivere alla grande con tanti debiti, mi pare insomma che si commenti da solo, insomma si può essere d'accordo, qualcuno sarà d'accordo, io non sono assolutamente d'accordo e penso che questo insomma, giornalista non fa bene il suo mestiere. No, sono d'accordo anch'io, perché insomma, anzi, è meglio dire risparmiamo, no, non fa bene il suo mestiere, insomma. Io nella favola della cicala della formica tifo sempre per la formica perché mi pare che aiuta. Per quanto riguarda invece le altre due vicende, la vicenda di Amazon, sì, non è banalizzabile, diciamo, col tema algoritmo, è uno dei cambiamenti più importanti che sta avvenendo nella nostra società, nella nostra economia, l'economia digitale. Stiamo vedendo le prime applicazioni su larga scala, probabilmente ci saranno degli sviluppi anche abbastanza rapidamente. Io credo che un po' bisogna affrontarle con molta attenzione, senza dar nulla per scontato, però con la capacità di tirarne fuori invece anche delle opportunità, non solo dei limiti, quindi non credo sia un elemento su cui diciamo, chiudersi in difensiva e isolarsi in qualche mondo felice, perché non ci sarà questo mondo felice. Sull'altra vicenda è chiaro che ha ragione la signora, cioè non dipende da lei e non dipende da nessuno il fatto che l'Africa abbia una natalità molto alta, no? Ecco, il problema vero è quello che sta dietro questo tema, che si pone alle società occidentali in particolare, non solo il tema che poi invece la fa per la maggiore dell'accoglienza nel caso di chi fugge da situazioni di miseria, di guerra, di persecuzione, che rimane a mio avviso un tema assolutamente necessario. Si pone seriamente il problema di come l'Europa per esempio, ma dico l'Occidente in generale, fa in modo che lo sviluppo di quel continente, l'Africa, sia tale da poter permettere non solo una regolazione anche della natalità, perché sicuramente sarà necessaria, ma anche la permanenza e anche le opportunità. Questo sta avvenendo in alcune fasce dell'Africa, per esempio, non è un mistero che la Cina sta investendo in maniera molto forte nell'Africa centrale, per esempio. Sta investendo, sta depauperando, sta investendo, certo, con modalità anche discutibili a volte. Io credo, e da questo punto di vista 2 settimane fa c'è stato un importante vertice a livello proprio nei paesi africani con i maggiori esponenti sia dell'Unione Europea sia anche del nostro paese e di altri paesi come noi, per dire vediamo se l'Europa riesce a fare un discorso serio che faccia diventare questo continente africano anche questo non solo come è oggi un problema, ma anche un'opportunità maggiore, perché se l'economia africana potesse crescere non solo avrebbe la possibilità di trattenere le persone, ma sarebbe anche un'opportunità, diciamo, di tipo economico per l'intero pianeta, in questa globalizzazione che potrebbe avere una faccia Santini, anche noi migliore. torniamo sulla questione di che cosa farà il PD sulle tasse che è molto importante, subito dopo la pubblicità, però cosa. a me l'applicazione che mi dice dove puoi parcheggiare in città, tutto sommato non mi dispiace, sai così. Noi torniamo dopo la pubblicità. 0422 1626 798, dopo. Garantito.
Eccoci qui, siamo ancora in diretta. Allora, sulla questione delle tasse è partita questa gara dei partiti a raccontare come vorrebbero, se vincessero le coalizioni, abbassarci le tasse. Allora, cosa dice il PD? Il PD ha detto revisione dell'IRPEF, snellimento fino al 30% delle procedure in carico ai professionisti, pagamento di tutte le imposte online entro il 2022 da fare in 5 anni, vabbè, 730 precompilato e sistema IRPEF ripensato per scaglioni, aliquote e detrazioni sulla base del criterio di semplicità, chi paga e quanto paga, abrogazione dello spesometro, tasse semplificate. Allora la parola è semplificazione. PD. Sì, le due parole sono due, riduzione e semplificazione, nel senso che rispetto a chi oggi fa delle proposte, che sono ovviamente legittime ma a mio avviso sono anche molto discutibili, noi possiamo portare anche il fatto che in mezzo pure a mille difficoltà però la tendenza della riduzione della tassazione c'è stata in questi 5 anni, insomma, anche cifrata dal punto di vista percentuale, le tasse sono diminuite e sono diminuite verso due direzioni sostanzialmente, oltre al tema della semplificazione che è altrettanto importante. Sono diminuite innanzitutto per i fattori produttivi, quindi per quanto riguarda sia le imprese sia il fattore lavoro collegato alle imprese, perché ci sono stati parecchi interventi sia riguardo l'IRAP, sia riguardo l'IRES, sia riguardo per chi non ha l'IRAP la franchigia. Per quanto riguarda il lavoro ci sono state successive decontribuzioni nel tempo, l'IRAP non fa più parte, il lavoro dipendente non fa più parte del pagamento dell'IRAP, cioè c'è una tendenza. E poi ultimamente, negli ultimi 2 anni, c'è stato un fortissimo impegno sul discorso di favorire gli investimenti, con crediti d'imposta molto forti per quanto riguarda sia gli investimenti in macchinari diciamo tradizionali, sia in macchinari, sia in sistemi più avanzati, il cosiddetto iperammortamento, sia importantissimo con la ricerca, perché c'è un credito d'imposta che va sulla ricerca molto importante. Quindi questa è la prima direzione. La seconda è stata quella, come veniva anche detto, di fare un intervento sui redditi fissi, quindi lavoro dipendente e pensionati, intervento sugli 80 euro che sono stati sostanzialmente, si chiamano 80 euro ma sono stati una esenzione fiscale, nel senso che erano soldi che non avevano incidenza fiscale, quindi insomma una misura importante su circa 10 miliardi di costo. E per quanto riguarda i pensionati ultimamente, come ricordava Cristian Ferrari, l'innalzamento della quota diciamo esente della no tax area, cioè si parte a pagare le tasse da un livello più alto, prima erano 7.500, adesso sono oltre 8.000 euro che sono esenti dalla tassazione. Noi continuiamo su queste 3 strade, quindi semplificazione, assolutamente, adesso la dichiarazione precompilata con difficoltà perché il nostro sistema è un sistema, però è andata avanti, riguarda già circa 18-19 milioni di contribuenti, quindi siamo circa quasi alla metà. Naturalmente è più facile farla sul reddito fisso, un po' più difficile farla sui redditi diciamo, del lavoro autonomo, però ci si arriverà, perché adesso si sta introducendo, come sappiamo, attraverso meccanismi dell'economia digitale di cui parlavamo prima, anche tutto un sistema di fatturazione elettronica che ovviamente all'inizio ha degli scompensi perché permangono i due livelli, cioè chi la fa e chi non la fa, però a regime nel giro di penso un paio d'anni sarà anche un elemento fondamentale di tracciabilità dal punto di vista fiscale, quindi si potrà seriamente semplificare e anche semplificando continuare a ridurre nei limiti delle possibilità. Sì, insomma, direi che tutti quanti dovete impegnarvi sull'evasione fiscale perché è una tragedia. Prima prendo la telefonata, porti pazienza Santini, pronto, perché prendono il telefono, ci chiamano, dicono la loro. Pronto, buongiorno. Benissimo. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Vorrei sapere perché dobbiamo spendere soldi per la plastica, il vetro, la carta e il secco quando loro hanno il riciclo. La contarina dovrebbe farci uno sconto, loro prendono i soldi del vetro, della plastica, della carta e del secco. Penso che è tutta roba riciclabile. Dice dovrebbero darci un premio che ci mettiamo là. Tanti soldi, vi ringrazio. Grazie, c'ha ragione, anche questa non è una cosa da poco, la gente si mette là, fa la raccolta della carta. In Germania qualcuno ti dà un gettone o qualcosa, in Italia
niente, poi insomma la cosa che scoccia. Se posso fare un inciso, si paga solo per il secco non riciclabile, il resto, l'asporto di carta, plastica, vetro ad oggi è gratuito. Uno potrebbe dire magari potrei avere parte di quel ristoro del guadagno che deriva dal riciclare. Pagare la borsetta di Butterbeer ad esempio. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Sulle tariffa di rifiuti oggi si paga solo il secco non riciclabile. Paghiamo il secco, noi restiamo a secco e paghiamo solo il secco. Allora qual è il problema, Cristian Ferrari? Che comunque la sensazione degli italiani è un po' quella di essere presi in giro costantemente, infatti lo abbiamo visto una mazzata, qualunque cosa si vada a votare il partito è quello che non vota, quello che vince è quello che non vota. E allora il Movimento 5 Stelle sta puntando sulla questione di eliminare gli scudi fiscali e le sanatorie, perché da quando è nata la Repubblica ce ne sono state più di 80, anche questa è una cosa importante, perché il lavoratore che voi tutelate, il lavoratore, il pensionato, dice ma come, io ho lavorato una vita, pago le tasse e se non le pago mi arriva subito la cartella e tutto, e quelli che invece fanno i furbi poi vengono sempre premiati. Anche questa è una cosa importante, no, questa perché è la cosa principale, questa è la cosa principale. Stanca. Sicuramente, allora, il problema principale del nostro sistema fiscale è un tasso di evasione che non ha pari nel confronto con qualsiasi altro paese civile di questo mondo. Noi pensate soltanto, sono cifre non mie, sono cifre ormai asseverate, confermate, certificate da tutti, ogni anno perdiamo qualcosa come 110 miliardi di euro per l'evasione fiscale. Noi facciamo manovre, penso all'ultima che si sta discutendo, 2025, stiamo parlando ogni anno che spariscono risorse che dovrebbero finanziare poi servizi pubblici, che dovrebbero concorrere come tutti gli altri contribuenti onesti a sostenere le spese e i servizi dello Stato, spariscono qualcosa come 4-5 finanziari. Allora questo è il primo tema di fondo ed è un tema, guardate, che non è soltanto di legalità e di giustizia in astratto, e ci mancherebbe altro. Chi paga le tasse fino all'ultimo centesimo pretende che tutti siano esattamente nella stessa condizione di legalità e di correttezza. Ma è un problema di educazione però questo, Ferrari, perché se viene l'idraulico e mi dice ti faccio 80 invece che 100, il solito discorso, uno dice vabbè vado l'80, poi magari mi chiudono un punto sanitario. È un problema anche di scelte politiche, premesso che per non prendere in giro le persone o si aggredisce questa montagna di evasione fiscale o se no con il nostro debito pubblico margini per tagliare le tasse a tutti non ci sono, perché è inutile star lì a fare tante promesse. O tu fai pagare le tasse il giusto a tutti, a quel punto riesci anche ad avere i margini per abbassare il livello di tassazione, come in tutti gli altri paesi, diciamo così, più corretti da questo punto di vista. E poi c'è un altro aspetto sempre che riguarda appunto l'evasione fiscale. C'è anche una questione di un effetto distorsivo nella stessa concorrenza, nel mercato e così via. Le imprese e i lavoratori autonomi che sono onesti vanno magari fuori mercato rispetto ai soggetti che invece il dovere fiscale non lo rispettano. Per farlo rispettare non è che bisogna inventarsi chissà cosa, serve semplicemente la volontà politica. È stato citato anche prima, meccanismi di tracciabilità. I pagamenti elettronici, insomma bisogna andare convintamente in questa direzione e ancora oggi ci sono delle difficoltà, ci sono delle timidezze. Possiamo far passare un messaggio un po' più culturale, cioè nel senso la gente si lamenta, magari guardi ai 20 euro, ai 50 euro del momento, però non pensi che ti sta chiudendo una scuola, un asilo. Certamente, cioè, poi mi lego a quello che diceva anche l'ascoltatrice di prima che ha chiamato, che ha posto l'attenzione su un problema vero che è uno scandalo. L'evasione fiscale, che se ne dica, è soprattutto in Italia ma in generale diciamo così appannaggio delle realtà medio-grandi. Un esempio eclatante sono questi giganti del web. Prima si parlava per altri aspetti come organizzano il lavoro e anche lì c'è molto da dire. Ma c'è uno scandalo che è sotto gli occhi di tutti. Io penso, faccio un esempio, un operaio
paga sostanzialmente il 23, 24, 25% di aliquota sul suo reddito, che è un reddito da operaio. Apple, che è la più grande impresa del mondo, la più capitalizzata, la più finanziarizzata, quella dove si concentra un potere economico e finanziario senza precedenti, ma potrei dire Facebook, Amazon, eccetera, diciamo tutti, pagano meno dell'1% di aliquota e scelgono dove farlo, magari in Irlanda, che è un paese dell'Unione Europea. Questa è una cosa inaccettabile che va aggredita. Non esiste che si faccia passare l'idea per cui i più forti si sottraggono al dovere fiscale. Pesce grande mangia pesce piccolo, aggiungo, e finisco, a me non convince per niente l'idea della flat tax, lo dico in maniera molto tranquilla, ma quello è un'aliquota unica che premia soprattutto i più ricchi. Noi siamo in un paese che ha una Costituzione che stabilisce un principio che è di una grande e straordinaria civiltà giuridica e tributaria, che è il principio di progressività. Chi ha di più deve contribuire di più. Se dai un'aliquota unica per il miliardario e per l'operaio, è evidente a chi va a vantaggio questa cosa qua. Allora, non mi convince. Devo andare in pubblicità, però Sindaco le faccio rispondere. Allora, 0422 16 26 798, torniamo subito dopo la pubblicità, ricordandoci che comunque Mafia SPA sono i 200 miliardi di euro di economia criminale che ogni anno girano per il nostro paese. A dopo. Sempre. Allora, siamo tornati in diretta, stavamo commentando la questione delle tasse, perché insomma ci fu chi disse le tasse sono belle. Allora, 042216267998, le do la parola dopo la telefonata, Sindaco, perché io mi ricordo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Nadia da Treviso. Buongiorno signora. Volevo dire ai signori presenti, ma i pensionati, gli operai sono gli unici che non possono evadere. Praticamente ci viene trattenuto prima di darci la pensione o la paga. Volevo chiedere su una tredicesima di 1.400 erotti euro, il 27% si sono trattenuti 381 euro. L'IRPEF. Allora è giusto che dobbiamo pagare sempre noi? Quando che ho avuto bisogno di una visita al ginocchio mi è stato proposto di fare delle infiltrazioni. Allora in clinica venivo a spendere 600 euro. Se vuole venire da me in ambulatorio, 300 senza fattura, 350 con fattura. A questo punto chi è che evade? Vi ringrazio, arrivederci. Grazie signora, questo a me fa anche piacere, perché se tutti pagassero le tasse non ci sarebbero poi tutte queste liste di attesa, non ci sarebbero problemi sui posti all'asilo, maestri, no? Cioè ci sarebbe una società un po' più equa sicuramente, e non ci sarebbe un medico che andrebbe denunciato perché in una struttura pubblica non può fare nessun tipo di offerta in questa direzione. Queste cose mi fanno arrabbiare. Sindaco, non gli piace, a Ferrari dice la tassazione unica non piace perché non è meritevole e soprattutto non rispetta la Costituzione, non è progressiva. Nella pubblicità ci confrontavamo, io credo invece sia quella ricetta shock che serve al Paese per cambiare passo. Se è vero, come ha detto lui, che sono 110 miliardi di evasione fiscale oggi che vive ogni anno il Paese, con questo tipo di percorso si va verso la linea di pagare meno ma pagare tutti. Questo è l'impianto, il criterio che ci dice che la flat tax dovrebbe essere la strada da percorrere oggi. Dopo ascoltavo anche la telefonata di adesso e parlava di pensionati e lavoratori che pagano il 27%. Io vorrei ricordare anche che chi fa impresa in questo paese paga in anticipo le tasse per l'anno successivo, cioè a saldo e a conto a novembre, noi abbiamo il 90%, a spanne, in virtù del reddito che ha presentato adesso. Perché non è però certo. in anticipo non esiste nessun altro paese del mondo evoluto che uno paga le tasse presunte un anno prima.
È vero, signori, scusatemi, ma ho assistito a diversi... Quando parliamo di consumi futuri sulle bollette, e comunque sia, costare tutto ciò che fa impresa piuttosto che servizi a evasione è sbagliato, attenzione, perché ti corri il rischio di andare a colpire la parte buona del mondo produttivo perché ce n'è una piccola fetta che invece buona non è. Ricordo la limitazione dell'utilizzo dei contanti che era andata a 1.000 euro a un certo momento in questo paese, e la mamma che andava a prendersi la pensione, che prendeva magari poco più di quei 1.000 euro ed è abituata a usare il contante, si è trovata a disagio o no? Quindi anche qui dobbiamo stare un po' attenti a che cosa andiamo a mettere in piedi, perché talvolta sull'onda del mondo che protesta si corre il rischio di far peso il tacon sbrego, come si suol dire in dialetto. Scusi, cioè, la mamma, la nonna, i nonni ormai usano anche Facebook. Il problema, guardi, della moneta elettronica è un problema in tutti i paesi, dalla Francia in su viene utilizzata tranquillamente. Non mi citi la nonna, lì c'è un problema. Il contante, noi siamo il paese in Europa che ha maggiore circolazione di contante, e tra l'altro anche inquietante che ha maggiore circolazione di quelle famigerate banconote da 500 euro che dovrebbero essere cancellate, vietate, perché sono solo uno strumento di utilizzo di fondi neri, riciclaggio, evasione e così via. Ovviamente io non facevo un discorso generalizzato, però è indubbio che c'è un problema di dimensioni da 110 miliardi che riguarda sicuramente non i lavoratori e pensionati che, come è noto, avendo la trattenuta alla fonte, non vedono, pagano fino all'ultimo centesimo. In parte c'è qualche pensionato che fa qualche lavoretto a nero, se vogliamo dire. Vuole metterlo a quantificarlo statisticamente? Stiamo dicendo che il problema dell'evasione sono i pensionati, ma direi di no. Lei dice che non c'è, perché se nei 110 miliardi sono Apple, Facebook, tutti quelli che ha citato prima, che sono i macro numeri, allora andiamo a colpire, ma non possiamo mettere la piccola impresa oggi come il macro evasore. Sei il nonno che aggiusta la lampadina alla vicina. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Allora, poveri pensionati, io dico poveri tutti, va detto anche un'altra cosa, però, a onestà del vero. La percezione è che con tutte le manovre che sono state fatte per cercare di andare a semplificare, ad abbattere l'evasione e a dare una mano a tutti, oggi il Paese vive una percezione di disastro totale in tutti i fronti, indipendentemente dai dati citati. Direi proprio così, perché mi pare che anche insomma, questi ultimi mesi ci sono anche dei segnali interessanti di ripresa, eccetera. Naturalmente la questione è che ridurre le tasse non è facile, perché noi abbiamo dei vincoli, come sappiamo tutti, insomma, di debiti acquisiti, di deficit che matura anno per anno, che dobbiamo affrontare qui, però bisogna ridurle le tasse e bisogna semplificare il modo di pagarle, soprattutto bisogna ridurle a chi ha reddito fisso, quindi lavoratori pensionati, e a chi crea e produce lavoro, quindi piccole imprese sane, e chi investe, chi fa ricerca, le cose che abbiamo detto prima. Dopodiché la soluzione, io diffido della flat tax, oltre per il tema della progressività, che è un problema serio, che poi per risolverlo dovrete essere costretti, se venisse fatta, a fare un riequilibrio attraverso detrazioni, attraverso modalità che però complicano la vita, perché ci abbiamo messo 20 anni in questo Paese a dotarci di un sistema di calcolo dei redditi l'ISEE che finalmente fa un po' di equità, no? 20 anni ci abbiamo messo e non è sempre, adesso applichiamolo, cioè inventarne degli altri. Però, allora, bisogna fare delle cose con più cose, non c'è una ricetta semplice, perché la riduzione è possibile, bisogna fare la semplificazione, combattere l'evasione bisogna farlo. Allora, dicevamo prima, combinare il tema di modalità più semplificate di tipo elettronico per le imprese. Se tra 2 anni noi avessimo la fatturazione elettronica in tutto il nostro sistema e avessimo una pubblica amministrazione, perché questo è il problema, in grado di accedere, di evaderla rapidamente, di usarla rapidamente, noi avremo risolto un problema, perché oggi con l'IVA, per esempio, che è uno dei principali punti di evasione, con questo meccanismo qualcosa sta emergendo in maniera più forte. Certo che nella prima fase ci sono dei disagi, perché si sommano diverse modalità, bisogna velocemente fare, questa è una riforma importante che va fatta. Così come c'è il tema di tassare le modalità digitali, Apple, eccetera. C'è in Parlamento adesso, proprio in queste ore, una tassa che va in questa direzione per colpire anche questi grandi evasori
che sono poi anche i grandi player dell'economia. Questo bisogna, ci vogliono più interventi. Evasori questi, sfruttano le leggi. Sono evasori legalizzati, certo. Sfruttano le leggi perché pongono un problema nuovo, che è quello utilizzare le parole. Sa perché pongono un problema nuovo. Che è giusto, quando è stato detto a Google, abbiamo anche la Fiat Chrysler che è andata in Olanda. Insomma, prima Munto e poi ha preso il raccolto e se ne andava. Vabbè, qui c'è il problema della stabile organizzazione, loro non pagano perché non hanno in Italia. Non è che devo andare in pubblicità, però la cosa interessante è che se si combattesse l'evasione fiscale in maniera importante si potrebbero coprire le spese sanitarie per un anno, mettere in sicurezza tutto il patrimonio edilizio italiano e tagliare 1/5 delle tasse, non da poco. Allora, noi torniamo dopo la pubblicità. 0422 1626 798. A dopo. Maringa. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 0422 1626 798. E allora, giù le tasse, questa è la gara dei partiti, ma ci chiediamo se siano solo promesse. Allora, intanto ci hanno chiamato queste donne, no, che sono attente e che sono quelle che dicono: ma come faccio economia io, faccio economia domestica, e qua insomma mi sembra che tra andare a comprare un litro d'olio e tra questo e quello ho solo che tasse indirette. Allora, è un problema molto molto serio. Allora, Sindaco, ricomincio da lei. Tra l'altro lei appunto non è solo sindaco, lei è anche lei tocca un tasto dolente, sono anche presidente della provincia di Treviso. Affaracci suoi, me l'hanno detto. Affaracci suoi. E parlando di tasse, due dati: 63 milioni di entrate provincia di Treviso di tasse proprie che derivano da un'aliquota sull'assicurazione, una tassa sulle immondizie e la tassa di trascrizione, 63 milioni, 43 a Roma sotto la voce concorrenza, risanamento, bilancio dello Stato. Oggi ci dicono che devono prendere per mano le province perché il disastro della Del Rio, la riforma delle province, ha colpito equamente in tutto il territorio nazionale, perché da Vibo Valencia piuttosto che Aosta o province della Liguria sono tutte messe alla canna del gas. Ci dicono a parole che tutti devono prendere per mano, però al Senato non hanno passato nulla degli emendamenti che erano stati proposti. Oggi è il vaglio della Camera di avere quelle risorse che da tanto tempo ci dicono che ci daranno. Ma vede, fate così, non metteteci i soldi voi per dirci cosa dobbiamo fare, lasciateci i nostri che decidiamo noi come fare. Ogni provincia sa qual è la priorità della propria, perché è brutto quel sistema dove ci dicono i soldi intanto li porto a casa e dopo vi dico tu che cos'hai, tu li spendi qua, no, ma io non ho bisogno io sulle scuole perché ce l'ho a posto, e allora li perdi. Io avrei bisogno piuttosto sulle strade, no, ma là allora ce ne sono pochi. Il principio è sbagliato. I soldi ci saranno. I soldi per le province nella legge di bilancio ci saranno. È un impegno che lei prende. Sì, assolutamente. Sono certo. A notizia, allora 3 Sabbiato di Callalta, siamo all'11 di dicembre. Santini? Sì. A lei la Camera. Sono certo, ha ragione, ha sollevato un problema giusto, perché il tema delle province si è posto nel momento in cui poi una certa prospettiva di superamento delle province si è fermata per il referendum, e quindi si è rimasti in una situazione che una struttura che doveva andare, diciamo così, verso una soluzione diversa, con meno competenze, invece ha ancora delle competenze importanti che deve avere i mezzi per svolgere, quindi le strade, le scuole secondarie e tutto quello dell'ambiente che incide sul tema delle strade in particolare devono essere finanziati. Io me ne sono occupato tutti gli anni purtroppo, da quando sono lì, perché la legge di bilancio ne ha sempre parlato, ne parlerà anche quest'anno. Mancano, rispetto a quello già stanziato, circa 100 di milioni che verranno fuori alla Camera, perché nel dibattito che c'è stato tra Camera e Senato ci sono ancora 2 letture. Noi abbiamo scelto di fare alcune cose e la Camera ne farà delle altre, e le risorse le ha per farle, e quindi sono certo di poter dire che il problema delle province 100 milioni sono insufficienti rispetto ai 650 certificati dal SOSE. Oggi noi parliamo sì, ma siamo già a 380 di quelli là. Andare a 650 è lunga ancora la strada. Sì, perché una parte di altri soldi che servono verranno trovati, come è successo già gli altri anni, attraverso le risorse che oggi si spendono per la manutenzione in capo ad altri enti, in particolare l'ANAS, che nella manutenzione generale aveva
anche le strade provinciali, che adesso quindi dovranno essere dati questi soldi alle province per fare quella manutenzione. Bene, e allora, detto con accordi questo, tra le province e l'ANAS, con forme che saranno trovate, ma ci saranno le risorse perché le funzioni fondamentali devono essere onorate, perché riguardano tutti i cittadini, strade e scuole riguardano proprio anche tutti, perché tutti i cittadini. da una strada comunale ti affaccia una strada provinciale, c'è un'erba alta così e non vedi niente e ti affacci, ti vengono addosso. Adesso che nevica. Il problema è il tempo, il problema è il tempo, il problema anche la responsabilità che hanno poi gli amministratori per gli incidenti che derivano dalla scarsa manutenzione. Allora, il caro segretario della CGIL del Veneto sarebbe d'accordo quindi con l'estensione della fattura elettronica, un sistema telematico per scambio dei dati, internazionalizzazione del servizio di riscossione e introduzione di un tributo unico ambientale che tenga conto dell'indice di impatto ambientale delle attività produttive. Detta così suona bene, no? La propone il Movimento 5 Stelle. Allora, ripeto. Se così suona. Io un consiglio mi permetto sommessamente di dare agli ascoltatori e ai cittadini: il tema fiscale è un tema molto delicato che si presta molto spesso a grande propaganda. Primo, le tasse si riducono se si fanno pagare di più a tutti, l'abbiamo detto prima. Secondo, le tasse sono l'altra faccia di una stessa medaglia che vede dall'altra faccia i servizi. Le tasse, che devono essere pagate da tutti, devono essere eque, sostenibili, eccetera, sono un fattore di civiltà di un paese. Prima ha chiamato più ascoltatrici denunciando il fatto che un sistema sanitario, un sistema di assistenza, la scuola pubblica, la sicurezza, la manutenzione delle strade, la messa in sicurezza, sono funzioni fondamentali che ritornano ai cittadini. Bisogna sempre dirlo, perché sennò sembra quasi che la tassa sia un capriccio fatto da chissà quale casta che prende i soldi. No, le tasse devono essere utilizzate bene per finanziare dei servizi. Poi, sul piano di come le utilizzi, io sono assolutamente d'accordo nel favorire e incentivare soprattutto attività che guardino verso un nuovo modello di sviluppo che sia anche da un punto di vista, diciamo così, ambientale, compatibile e sostenibile. Penso ad esempio che si debba guardare con favore agli investimenti in ricerca e nelle attività produttive. Penso anche, visto che siamo un paese che ha delle disuguaglianze che crescono tantissimo, che si possa anche chiedere un sacrificio a quel 5% di italiani più ricchi per poter magari rimodulare e riequilibrare l'intero sistema. Altro che flat tax. A chi è più ricco e continua ad esserlo anche dopo la crisi si può chiedere un sacrificio che un sacrificio non è. Faccio un esempio e chiudo davvero, però questo ci tengo. Si sta discutendo la legge finanziaria della Regione. Questa legge finanziaria prevede dei tagli pesanti ai servizi pubblici, meno 71 milioni nella sanità pubblica, meno 31 milioni nel diritto alla casa, l'edilizia pubblica residenziale, meno 10 milioni al sociale e così via. Ma è possibile che non si possa introdurre un'addizionale regionale per i redditi soprattutto i più alti, quelli del Presidente della Regione ad esempio, che non sarà certo un sacrificio se dà un piccolo contributo in più per evitare di penalizzare le fasce più fragili, più povere? Ecco, io penso che l'approccio debba essere con questa visione più complessiva. Io qui mi permetto di dissentire, perché se intanto il Veneto ha detto che non introduce addizionali IRPEF e fa rimanere nelle tasche dei veneti oltre un miliardo, del Presidente della provincia, dopo di chi guadagna... questo accanimento nei confronti del ricco io non lo condivido. Ma non è un accanimento. È un accanimento, perché potrebbe... Ma tagliate i servizi sanitari e sociali ai più poveri, quello è un accanimento. Ma li tagliamo perché abbiamo subito tagli che hanno fatto da una spesa libera di 500 di 590 milioni la ridotta a 50. Ma se lei è equo nel ragionamento, allora chiami a concorrere anche altre fasce, non solo i più ricchi. E i ricchi facciamo pagare qualcosa di più. Se iniziamo da chi può pagare tranquillamente un piccolo... Questa filosofia, questa mi permetta, è molto come dire, di stampo stalinista, marxista, mi permetta, qua dipende dagli interessi che si vogliono tutelare. Io guardo quelli di lavoratori e pensionati e gente i servizi che sono chiamato a dare come sindaco e come presidente della provincia, io sono chiamato a dare dei servizi con un sistema di tassazione che oggi fa pagare di più ai più ricchi, e abbiamo visto nel tempo che non è un sistema equo. Io mica criticavo lei,
non è un sistema, la regione in non questo è un momento sistema, ha un modello simile, ha un modello simile. no, non è un modello simile. Io dico, comunque c'è una proposta, mi permetta e finisco, cioè quando si dice facciamo pagare ai più ricchi, io dico sì per certi aspetti, nella flat tax teniamo in considerazione, ho detto, deduzioni e detrazioni perché ci sia un sviluppo di questo modello di tassazione che tenga conto delle fasce più deboli, e pensiamo sia l'indirizzo per far pagare tutti, un po' meno tutti quanti. Lei continua a dire, mi permetta, intanto facciamo pagare i ricchi. Sono d'accordo. Allora non è molto equa la cosa. Allora c'è in Consiglio regionale una proposta che è stata fatta dal gruppo del PD che va in questa direzione, cioè il problema è che adesso noi abbiamo in questo bilancio di quest'anno, soprattutto nelle regioni, anche nel Veneto, che per esempio però, le dico, 5 mesi fa, 6 mesi fa avrebbe messo l'addizionale tranquillamente per la pedemontana, no? E l'ha tolta, ecco, sì, poteva lasciarla, sì, no, invece l'ha tolta perché era una tassa di scopo, era una tassa di scopo, qui sarebbe di scopo, era una tassa di scopo per la montagna preventiva, per evitare che per esempio che so, le persone malate di SLA gli togliamo anche l'infermiera che deve andare a casa, cioè questo è il punto, non siamo di fronte a cose come dire a lussi, siamo di fronte a necessità. Anch'io sono contrario dal punto di vista logico di principio, però se serve di scopo mirato per un momento in cui bisogna fare passare una china, perché poi le contabilità gli anni prossimi saranno anche diverse delle regioni, si può provare. Allora, speriamo che l'autonomia ci porti, non è una cosa, no, l'autonomia sapete cosa ci porta? Abbiamo finito la trasmissione, che la regia mi sta già avviando. Allora io ringrazio Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto, con la sua gatta da pelare in quanto e la peliamo in qualche modo di provincia. Grazie a Giorgio Santini che ha fatto una promessa oggi, senatore del Partito Democratico, e grazie che gli ha dato del bolscevico al nostro segretario da CGIL del Veneto. Ma non mi offendo. È anche dedicato a domani. A domani, che la promessa io sono contento di poter dire che Aloha.